Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Weekend di sangue sulla via della Movida a San Leone. Nell'Agrigentino 2 ragazzi sono morti in uno scontro fra scooter, altri 2 sono rimasti gravemente feriti. La pallavolista Oriana Bertolino precipita con il quad dalla scogliera di Malta e muore. A vano ogni tentativo di soccorso, il dolore del mondo del volley siciliano. La tragedia di Palazzolo Acreide, è prevista per oggi l'autopsia sul corpo del piccolo Vincenzo, morto dopo la caduta in un pozzo artesiano. Restano 9 gli indagati per omicidio colposo. Sull'emergenza rifiuti a Catania interviene l'arcivescovo Renna, che esorta a non sporcare la città di Sant'Agata. Intanto sono infuriati i cittadini destinatari di cartelle pazze della Tari. La crisi idrica in Sicilia, Trapani Doge chiude i rubinetti per consentire l'approvvigionamento e l'accumulo con l'acqua che verrà distribuita per zone. Per il sindaco Tranchida serve riattivare il dissalatore. Quasi 40 anni di carriera festeggiati con un tour mondiale, successo per Zucchero ieri sera a Messina. Allo stadio Franco Scoglio sono arrivati da tutta la Sicilia e dalla Calabria. Calcio, da oggi comincia ufficialmente il mercato, squadre siciliane già attive tranne il Messina che attende di conoscere il proprio destino societario. Ben trovati e purtroppo apriamo il nostro telegiornale con una notizia dell'ultima ora che riguarda un nuovo incidente mortale sul lavoro. Un operaio infatti è morto questa mattina alle 11 all'interno di un'azienda vinicola lungo la strada provinciale Comiso-Chiaramonte nel Ragusano. Secondo una prima ricostruzione l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da un autoarticolato durante una manovra nel piazzale di pertinenza dell'azienda Avide. Sono intervenute l'ambulanza del 118 ed è stato attivato l'elisoccorso, ma l'operaio, un uomo di circa 60 anni, è morto sul luogo dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Comiso e i vigili urbani. Di questa notizia ovviamente vi riferiremo con un servizio nel corso della prossima edizione del nostro telegiornale. È stato un weekend di sangue, quello che ci siamo lasciati alle spalle ad Agrigento. 2 ragazzi sono morti in uno scontro fra scooter, altri 2 giovani sono rimasti gravemente feriti. Teatro dell'incidente stradale, il viale delle Dune a San Leone, la zona della Movida. Davide Sardo. Altri fiori sono stati deposti sul luogo del tragico incidente stradale domenica notte al viale delle Dune a San Leone. Sono morti Salvatore Vetro, 20 anni, e Salvatore Barba, 33 anni, entrambi di Favara, deceduti all'ospedale di Agrigento al San Giovanni di Dio. Altri 2 favaresi, anche loro sui 2 scooter che si sono scontrati violentemente, sono stati trasferiti, uno di 22 anni al Civico di Palermo in neurochirurgia a fronte di un'emorragia cerebrale e l'altro di 28 anni alla Sant'Elia a Caltanissetta per la frattura di una vertebra. Le condizioni cliniche sono stabili seppur nella loro gravità. Vetro è morto poco dopo essere giunto al pronto soccorso nonostante i tentativi di rianimazione. Barba è stato operato per tamponare un'emorragia cerebrale, ma è morto anche lui sotto terapia intensiva. Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ha proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d'inchiesta. I 2 mezzi sono stati sequestrati. Tragedia in piena vacanza, orribile la fine di una 31enne di Marsala che a Malta è precipitata con il quad dalla scogliera. Il dolore espresso dal mondo della pallavolo, lo ricordiamo, la 31enne era proprio una pallavolista siciliana e la stessa era davvero molto legata a tutto il suo settore. Marco Carli. Una vacanza, un momento di felicità e di libertà finito in tragedia. È morta durante un'escursione in quad sulla scogliera della cosiddetta Valle del Sale a Malta Oriana Bertolino, una ragazza piena di vita, così la definisce chi l'ha conosciuta, con molti interessi, la pallavolo, gli animali, i valori dell'esistenza. Un'esistenza spezzata in un attimo. Qualcuno dice perché la guida aveva paura di arrivare tardi e perdere il tramonto e induceva il gruppo ad accelerare. Forse questo, forse altro, come un problema allo sterzo, hanno impedito
chiesto al conducente di fermarsi in tempo prima della fine della scogliera che si affaccia sul mare. Chi guidava il mezzo è sotto shock ma illeso. I social sono pieni di pensieri dedicati ad Oriana. Ti ricorderemo sempre e saremo pronti a portarti come esempio per le nuove generazioni, dice il presidente del Marsala Volley Massimo Alloro. Messaggio di cordoglio anche della federazione regionale con il presidente Antonio Locandro in prima fila. Questo è il ricordo di una compagna che condivideva anche il lavoro di coach con le giovanili. Tutta la pallavolo marsalese, ma non solo marsalese, conoscevo Oriana e quello che ha fatto per noi. Mai potevo pensare di dover registrare questo messaggio. Ti vogliamo bene, Oriana, e vivrai per sempre in noi, nel cuore delle nostre bambine. Oriana ha trovato la morte sull'isola di Gozo, un salto di oltre 25 metri direttamente in mare, quello che ha ucciso la donna che aspirava ad una carriera come allenatrice. Nello stesso punto, nel 2018, morì un turista svizzero. L'ambasciata italiana a Malta ha tenuto il contatto costante con la famiglia della vittima, travolta da un immane dolore. Ed è prevista per oggi l'autopsia sul corpo del piccolo Vincenzo, il bambino di 10 anni morto giovedì scorso a seguito di una caduta dentro un pozzo artesiano a Palazzolo Acreide, nel Siracusano. Sono 9 ancora gli indagati per omicidio colposo, sotto shock gli abitanti del comune siracusano che si stringono al dolore della famiglia. Il servizio è di Orazio Longo. Come è morto il piccolo Vincenzo? E quanto dovrà stabilire oggi l'autopsia disposta dalla Procura di Siracusa dall'esame che verrà effettuato sul corpo del bambino di 10 anni caduto giovedì scorso dentro questo pozzo artesiano profondo 15 metri nelle campagne di Palazzolo Acreide mentre stava partecipando a un campo estivo. Si aspettano risposte sulle cause del decesso. In particolare capire se il piccolo sia morto per annegamento ancora prima dell'arrivo dei soccorritori. Un testimone aveva riferito che il bambino, dopo essere caduto, aveva chiesto aiuto, ma gli inquirenti non confermano il racconto e ritengono che ci possa essere la possibilità di morte sul colpo. Sono 9 al momento gli indagati, tra loro anche la volontaria di 54 anni che dopo aver visto il piccolo precipitare ha tentato invano di salvarlo scendendo i gradini in mattoni che si trovano all'ingresso del pozzo. Per tutti la contestazione è di omicidio colposo, anche se gli avvisi di garanzia sono un atto dovuto per consentire la nomina dei consulenti medico-legali per l'autopsia. Al centro dell'indagine c'è la ricostruzione della dinamica dell'incidente. Secondo le testimonianze di alcuni bambini che partecipavano alla visita e degli educatori, la vittima sarebbe salita sulla copertura in lamiera del pozzo e saltato il chiavistello, la botola si sarebbe aperta facendolo precipitare, ma è tutto da verificare. Poi ci sono le cautele prese dal proprietario del pozzo che però a quanto pare sarebbe stato ben segnalato e chiuso, quindi le eventuali responsabilità degli educatori. Distrutta, come è facile comprendere, la famiglia del bimbo, il paese si stringe nel dolore. Il giorno di lutto cittadino sarà il giorno dei funerali, sospesi i festeggiamenti per il santo patrono. La mamma ringrazia affidando ai social il ricordo del proprio figlio. Sole della mia vita, scrive, grazie a tutti ma non avrò pace, postando una foto di lei con il piccolo Vincenzo e poi un video di loro due. Voltiamo decisamente pagina, cartelle pazze della Tari a Catania, mattinate ad alta tensione in questi giorni a Palazzo dei Chierici, sede dell'ufficio dei tributi. I catanesi sono infuriati per le modalità di riscossione e per il servizio poco efficiente, ma sentiamo Tonino De Mana. Entrano ed escono senza sosta da Palazzo dei Chierici, ma basta guardarli in faccia per capire che non si trovano lì per turismo. Sono esasperati e di umore nero. In mano non hanno il telefonino per scattare qualche foto, ma un avviso di pagamento Tari o IMU, uno dei tanti arrivati a decine di catanesi. Ecco spiegato il continuo andirivieni presso la sede dell'ufficio comunale dei tributi, preso d'assalto dai contribuenti e dove il clima di tensione è palpabile. Telecamere e microfoni non graditi, ci viene chiesto di non entrare, anzi il portone dello storico edificio viene socchiuso, anche filmare dall'esterno non è consentito. Poco male, tanto chi deve lamentarsi lo fa ugualmente. A me hanno sbagliato completamente persona, cioè hanno intestato la tassa a mia sorella. Ho chiamato 250 volte, ho anche registrato sul telefono le registrazioni che via via le persone mi rispondevano. Mi hanno dato almeno 10 numeri, li ho fatti tutti, non mi ha mai risposto nessuno. Io non ho pagato l'IMU del 2017 per il garage, ho pagato solo quello dell'appartamento. Ora mi arriva una notifica che io appartamenti ne ho 2,
Se ne ho due, io vorrei venderlo l'altro che non ho. C'è gente che ha 5-6 figli e paga quanto me che sono sola. Mi dicono perché c'ho una casa di 4 vani, ma che senso ha? L'ho comprata 30 anni fa. Abbiamo una città veramente che fa pena. Io pagare tutto su dovere, però voglio il resoconto di quello che pago. Ma di un biglietto di visita è la pulizia. Una doppia beffa in una città che certo non brilla alla voce pulizia. E parliamone dei rifiuti, una piaga in questo momento nella città di Catania che a seguito dell'emergenza scoppiata diciamo una decina di giorni fa a seguito della chiusura della discarica di Lentini, un lento ritorno alla normalità che in questa occasione ha stimolato l'arcivescovo Renna nei confronti dei catanesi, è intervenuto dicendo differenziate e non sporcate, l'emergenza sanitaria danneggia il turismo e l'immagine stessa della città. L'intervista è sempre del collega De Mana. Eccellenza, che effetto le fa vedere la città di Agata ricoperta di spazzatura? Certamente è un segno di noncuranza, per questo il mio appello è difendiamoci dalla nostra noncuranza. Si possono avere ragioni quasi di ripicca nel dire gli altri non fanno la raccolta, non la faccio neppure io, però le persone responsabili non ragionano in questo modo. Le persone responsabili hanno a cuore l'igiene, che è una cosa che se perde una persona la perde un'intera comunità, l'immagine perché se la perde un quartiere la perde tutta la città, una città che vive per lo più anche di turismo ed è brutto presentare alcune zone in un certo modo. Una città che deve avere l'orgoglio di sentirsi una comunità. Non posso dire non mi interessa se faccio parte di una comunità. Tra 50 giorni Sant'Agata sarà tra la sua gente. Che Catania troverà? Quella che noi vorremmo. Sarebbe poco bello andare verso la cattedrale passando tra comuni di rifiuti, magari non ci saranno proprio al centro, ma ci saranno in tante zone che sono catanesi. Sant'Agata non è solo di Piazza Duomo o dei quartieri centrali, è la santa di tutta la città e in nome suo, in nome del suo amore a tutti i catanesi che io rivolgo questo appello, facciamo questo salto di qualità, rendiamo più pulita Catania, rendiamo più pulita la città di Sant'Agata è nostra. Emergenza rifiuti dunque, ma anche crisi idrica in una Sicilia davvero messa in ginocchio dal problema a causa della siccità imperante. Si aggiunge anche la città di Trapani che da oggi chiude i rubinetti per consentire l'approvvigionamento e poi l'accumulo con l'acqua che verrà distribuita per zone. Abbiamo sentito il sindaco Tranchida che dice serve riattivare il dissalatore. Laura Spanò. Trapani è l'ultimo capoluogo della Sicilia che si aggiunge alla lunga lista delle città che presentano criticità nell'approvvigionamento idrico dovuto alla grave siccità che sta colpendo da mesi l'isola. L'amministrazione Tranchida è ricorsa ai ripari predisponendo una nuova turnazione con l'acqua al momento a disposizione. Siamo stati costretti a far saltare un turno e dunque accumuliamo al massimo in modo tale da consentire ai serbatoi un'operazione tecnica che si chiama di sfioro, in modo tale da riempire già le condotte, così quando apriamo i serbatoi l'acqua arriva subito a casa di tutti. L'approvvigionamento in una serie di posti del Trapanese, a Campobello di Mazzara e uno nel cuore della città, ma i quantitativi sono molto bassi e il timore è uno in particolare. Che il fenomeno siccità poi a poco alla lunga arrivi anche a colpire i nostri pozzi, così come gli invasi superficiali, laghi e dighe ormai sono prosciugati. Per il sindaco la soluzione sta nel grande bacino naturale, cioè il mare. Riattivare il dissalatore che è stato dismesso e lasciato in condizioni di abbandono da parte della regione 18 anni fa, che è proprio nel cuore della città di Trapani, quando funzionava riusciva a dare al 50% della provincia di Trapani acqua a sufficienza. Intanto però nel resto dell'isola non va meglio, animali che bevono nel fango, laghi prosciugati, foraggi e grano azzerati, allevatori e agricoltori in ginocchio, turisti che disdicono o addirittura scappano dai luoghi di villeggiatura come nell'Agrigentino da mesi senza acqua e poi strutture mediche a rischio. Le maggiori criticità al momento riguardano le province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani e in misura minore quelle di Messina, Catania, Ragusa e Siracusa. E torniamo, dopo averne parlato ieri, sulla storia del festino VIP sull'isolotto di Isola delle Femmine, interrotto da un blitz della Guardia Costiera. Il direttore della riserva naturale ha dichiarato: non avremmo mai autorizzato una festa in questa stagione. Lorena Dolci.
La musica martellante, il sole che sparisce nel mare e lo sfondo meraviglioso dell'isolotto inaccessibile. Doveva essere un party esclusivo e di certo gli invitati che con barche e gommoni hanno raggiunto lo scoglio non lo dimenticheranno facilmente. E qui la festa? Sì, ma non doveva esserci. A interrompere il divertimento sono arrivate le motovedette di Guardia di Finanza e Guardia Costiera e poi anche gli equipaggi di una dozzina di pattuglie tra carabinieri e poliziotti. 80 invitati sono stati identificati con i loro vestiti a tema ispirati ai 4 elementi. Il quinto elemento, non calcolato, era l'autorizzazione. Ad organizzare il party sono stati infatti 2 fratelli gemelli medici che festeggiano di solito i loro compleanni sempre con grandi eventi molto partecipati. Pare che sia stata fatta una comunicazione sull'evento, ma la direzione della riserva sostiene di non avere ricevuto alcun avvertimento. Francamente un evento del genere, per di più condotto in piena stagione riproduttiva della fauna selvatica, quando noi vietiamo l'accesso alla riserva, veramente non ha spiegazioni e non ha logica, un'attività che non può essere autorizzata e non poteva essere autorizzata, infatti, di cui noi non sapevamo nulla. Sull'isola sono rimaste cicche di sigarette, bottiglie di vetro, plastica e tanti bicchieri. C'erano persino cataste di legna pronte per fare un falò. Uno scempio nell'isolotto di proprietà degli eredi di Rosolino Pilo, che oltre ad essere una riserva integrale è riconosciuta dall'Unione Europea come zona speciale di conservazione. E nel giorno di allerta arancione per rischio incendi nella parte occidentale della Sicilia, a Palermo l'amministrazione comunale ha presentato il piano antincendi 2024, più uomini e più telecamere per prevenire i roghi dolosi. Sentiamo Marco Gullà. Era il 25 luglio dell'anno scorso e una serie di incendi mise in ginocchio la città di Palermo e provincia. Danni, distruzione, morte. Con l'aumento netto delle temperature e il vento di scirocco, il timore che tutto possa ripetersi come un film già visto. Questa mattina è stato presentato dall'amministrazione comunale di Palermo il piano antincendi per provare a contrastare il fenomeno con maggiore risolutezza. La novità principale è che ci saranno squadre con volontari appartenenti alle istituzioni che, al verificarsi dei focolai, saranno in grado di intervenire con maggiore prontezza e maggiore efficacia. Prevede una serie di azioni legate al costante controllo del territorio, attraverso apposita sensoristica e anche con alcune telecamere termiche che riescono a svolgere un telerilevamento su base appunto del dato termico e delle variazioni termiche. E poi telecamere, oltre ad una serie di sistemi di rilevazione incendi. Il sistema è attestato alla control room. Alla control room arrivano i segnali video e termici delle immagini del territorio, quindi una doppia captazione, tanto video quanto termica, e un sistema che automaticamente manda in allarme al verificarsi di ogni singolo fumo piuttosto che ogni singolo fuoco. Adesso ci fermiamo, una breve pausa e poi al rientro vi mostreremo le belle immagini del circo a mare a San Giovanni Licuti a Catania. Tornati in studio, la magia del circo si trasferisce a mare con lo spettacolo promosso dall'associazione Salmastra nel porticciolo catanese di San Giovanni Licuti. Il servizio di Lorena Dolci. Non sotto un tendone, ma appesa alle corde di una barca a vela. La trapezzista rinnova la magia del circo portando lo spettacolo tra gli scogli e le casette di San Giovanni Licuti. Dalle acque del porticciolo viene poi pescato un sirenetto.
Sono una quindicina gli artisti internazionali che a bordo della barca a vela Festina Lente da 8 anni attraversano i mari per divertire e al tempo stesso sensibilizzare su tematiche ambientali. Un collettivo invitato dall'Associazione Salmastra che cerca narrazioni alternative per raccontare l'ecosistema acquatico. Poi una tempesta immaginaria porta panico e risate. Quasi 40 anni di carriera, quelli di Zucchero, festeggiati con un tour mondiale che ieri sera ha toccato anche lo stadio Franco Scoglio a Messina. Sono arrivati i fan da tutta la Sicilia e da tutta la Calabria. Una notte di emozioni e di un sound unico. Ci racconta il concerto Francesco Triolo. Con le mani sbucci e cipolle. Un viaggio nel tempo e per il tempo, 35 anni di carriera, un'overdose di musica, quella che Zucchero ha portato sul palco dello stadio San Filippo. Il suo blues popolare, immortale, coinvolgente è arrivato nel buio per riempire la notte di quel sound che l'ha reso famoso ed apprezzato in tutto il mondo. E si respirava un'aria diversa, un concerto dalle musiche immortali, una scaletta scoperta pezzo dopo pezzo, accompagnato da una band che lo segue quasi istintivamente. Baila. Sotto questa luna piena. La sua voce da vecchio whisky, l'accoglienza timida da valdostani, quasi intimoriti 30.000 del concerto messinese, arrivavano un po' da tutte le parti, Sicilia, Malta, Calabria, poi la dichiarazione d'amore, il passaggio alle sue melodie, coinvolgente con le note di Diavolo in me, Per colpa di chi, emozionante nel duetto virtuale con Luciano Pavarotti sulle note di Miserere, immancabili i pezzi più celebri del repertorio come Diamante, Mente Rosmarino, oltre 2 ore di spettacolo fatto di luci, colori, emozioni. Sotto questa luna piena, sotto questa luna piena, under the moon. Come on, yo! E adesso ci fermiamo ancora e rientreremo con il calciomercato che è attivo ufficialmente dalla giornata di oggi. Le siciliane sono già al lavoro da un po'. A tra poco. Siamo rientrati per l'ultima parte del nostro telegiornale. Da oggi comincia ufficialmente il mercato per le squadre siciliane. L'attività è già da qualche giorno, tranne che per il Messina, che deve ancora conoscere il proprio destino societario. Sentiamo Marco Carli. Al via le operazioni di mercato con le società professionistiche isolane che percorrono da tempo la strada verso i rispettivi obiettivi, e il mercato è fondamentale in tal senso per costruire le fondamenta della stagione. Il Palermo ha ceduto Bro al Sud Tirol, rinnova per 3 stagioni Segre, probabile doppio colpo in difesa Nicolao e si insiste anche per Ferrari. A centrocampo obiettivo Mazzitelli. Il 3 luglio la squadra si ritroverà in provincia di Brescia prima del trasferimento a Livigno, sede del prossimo ritiro estivo che inizierà domenica 7 luglio. Dal Palermo al Catania e dunque alla C, che vede coinvolte 3 squadre isolane. Etnei in ritiro ad Assisi fra 2 settimane, un ritiro a cui si vuole arrivare con un gruppo abbastanza definito, ma ovviamente tanto dipenderà dalla sistemazione dei giocatori attualmente presenti in rosa. Resteranno Castellini, Quaini, Cianci e Cicerelli. Bois a mercato partirà solo se si troverà la soluzione giusta. Teio e Chiarella saranno valutati in ritiro. Fagiano si muove su più fronti. In attacco, ad esempio, a parte la definizione della trattativa per D'Andrea, allontanatosi artistico, ci sono varie soluzioni alternative. Una può essere Lescano, anche se non è facile, così come interessa Mohamed Varela. Della Ternana piacciono Di Tacchio per il centrocampo, così come l'esterno Casasola. Ripetiamo, Fagiano si muove tenendo sempre in considerazione le alternative al piano A. Il Trapani è costantemente attivo con un attacco nuovo che potrebbe presentare Fall, Udo e Canutè. Ancora fermo il Messina, che però potrebbe sciogliere in settimana il nodo societario con il gruppo anglo-americano, che se sarà realmente in sella si occuperà poi dei ruoli chiave come quello del nuovo direttore sportivo. E ulteriori approfondimenti su questo argomento nella puntata di Sicilia 24 Focus, che andrà in onda subito dopo la sigla del nostro telegiornale, nella versione del lunedì, per l'appunto tutta dedicata al calcio e condotta da Angelo Gagliano. Da parte mia è tutto, grazie per l'attenzione. Il nostro telegiornale tornerà questa sera alle 19.
Un derby tutto catanese per la